Adesso ho un finale imprevisto probabilmente, ma previsto da me, che vuol dire? Questo è l'universo, però ve l'ho voluto fare, ve lo leggo questo sonetto come finale, perché rappresenta diciamo la sensazione, anzi l'idea e l'opinione ferma di ogni romano che tutto dovesse essere equiparato e riportato a Roma. Per cui se c'è un fiume grande, si dice in quel Tevere grande del Giordano, si chiama Tevere, non si può chiamare Parigi, sarà un gran locale che starà da qualche parte, non è può essere una città, avvengono quindi delle cose come avvengono a Roma, ma in questo caso, per rimanere in tema con tutto quello che ha animato sta sequenza dei sonetti, spero di non aver rotto troppo le scatole con questo mio pallino belliano, chi parla sono due frati, e questo è il bello assoluto di questo sonetto, perché questi due frati non possono, come il popolato romano non può immaginare altra cosa che si riporti a Roma, questi non possono che pensare a qualcosa che si riporta alla loro cultura, a quello che loro sanno, a quello che loro vivono, a quello che a Roma succede e di cui si parla. Limoni, sono due frati, che ti impicci, fra Elia, tutti i grobbi che stanno sparsi per i sette cieli ci si trovano ebrei, turchi e fedeli come in nel nostro, miserere nobili. Tu mi dici una cosa che mi geni, vedi quanti Abacucchi, quanti Giobbi, quanti santi re Davide e Giacobbi, e quanti Merdocchei, Caini e Abeli. Vedi quant'altre vecchie con gli occhiali, quant'altri cappuccini con le sporte, e quant'altri peccati originali. Cristo, quant'altri re, quant'altre corti. Fregna, quant'altri papi e cardinali. Cazzo, quant'altre incarnazione e morte. Io vi ringrazio, e tutto in onore del grande Giuseppe Gioacchino Belli, che vale la pena sempre di leggere, frequentare e sentire. Grazie tanto. E tanti auguri a Paolo Grassi, oggi è il suo compleanno.